Il Veneto, capitale della cultura d'impresa nell'anno della ripartenza del paese dopo la pandemia, per raccontare le tante storie di imprese di ogni dimensione ed età che stanno cambiando il volto del nostro paese e del mondo attraverso il lavoro, l'innovazione, l'invenzione nelle produzioni come nelle relazioni all'interno delle aziende e tra le aziende e il territorio. Per me, insomma, è un motivo veramente di grande soddisfazione e orgoglio. Avevo la certezza nel momento in cui si sono candidati che il progetto sarebbe stato sicuramente un progetto all'altezza e così è stato. Quest'anno si vuole veramente creare un evento, un progetto che vada oltre comunque l'anno e dove ci sia la valorizzazione di ciò che è stato costruito nel passato, ma per gettare le basi e continuare per quanto riguarda il futuro. La capitale cambia volto ogni anno e come una lente di ingrandimento ci porta vicinissimo ai nostri territori che vivono di industria e di cultura, con l'obiettivo di raccontare appunto le piccole e le grandi scintille che, frutto di ingegno, sapienza, tradizioni e innovazione, accendono quei motori della vita economica e culturale del nostro paese nei nostri tanti territori. Una rivoluzione silenziosa che Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia e Rovigo, a cui è andato il riconoscimento nazionale, renderanno manifesta attraverso oltre 70 iniziative lungo tutto l'arco dell'anno, a cominciare dal convegno di apertura in primavera a Venezia che inizierà a raccontare questo straordinario motore economico e sociale. L'abbiamo chiamato territori imprenditivi, no? Per dire che cosa? Per dire di questa commistione molto forte che c'è fra le imprese e il territorio inteso come cultura sia imprenditoriale ma anche lavorativa. Cultura d'impresa significa avere una gestione organizzata, credere nella ricerca, nell'innovazione. Etica vuol dire rispettare le regole, avere una visione dal punto di vista della sostenibilità ambientale, della sostenibilità economica, della sostenibilità sociale, sentirsi parte di un territorio non in quanto si è soltanto un attore economico, ma in quanto si è parte di un territorio, in quanto cittadini, genitori, e perciò lo facciamo per i nostri figli e per i figli del nostro territorio. Una grande opportunità che si basa su numeri forti. Quest'area vasta comunque ha un PIL aggregato di oltre 86 miliardi di euro e oltre 30 miliardi di export, ma noi con questo premio di cultura impresa vogliamo andare oltre ai numeri, dimostrare quanto di bello e quanto di fattivo c'è nel nostro territorio. Un viaggio appassionante quindi attraverso 4 filoni tematici: la cantieristica navale, dall'arsenale di Venezia alla croceristica, la calzatura, il sistema moda, il vino e l'agrifood, la vallicoltura nel delta del Po e i distretti industriali. Anche attraverso le decine di musei di impresa diffusi tra Padova, Treviso, Rovigo e Venezia, incontri ma soprattutto tante storie di impresa in un format che unisce pubblico e privato, associazioni, istituzioni, sindacati, scuole, università, teatri e che culminerà in autunno a Padova nel Forum Nazionale della Piccola Industria di Confindustria.